E ora la pallavolo, torna al lavoro la Chioene Padova, il club euganeo si presenta alla nuova stagione con qualche novità e molti giocatori del territorio. Il servizio è di Dario Giordo e Paolo Colombatti. Finite le vacanze, la Pallavolo Padova torna al lavoro in vista della nuova stagione di Superlega, il massimo campionato nazionale maschile. Oggi il raduno alla Chioene Arena e i primi test atletici per i ragazzi di coach Baldovin. Abbiamo cercato di apportare alcune modifiche alla squadra, pensiamo di aver fatto una squadra un po' più solida e profonda rispetto allo scorso anno, però è altrettanto vero che anche gli altri non sono rimasti a guardare. A trascinare la squadra sarà il 33enne palleggiatore Dragan Travica alla sua seconda stagione a Padova. Quest'anno non mi aspetto qualcosa in più o qualcosa in meno, mi aspetto la stessa atmosfera, mi aspetto, o almeno ambisco ad avere la stessa atmosfera in palestra, lo stesso spirito che è stato fantastico. Un team fortemente autarchico, dei 13 giocatori a roster, ben 8 sono veneti o cresciuti in Veneto. È la filosofia della nostra società, costruire dei giocatori sul nostro territorio, sviluppare al massimo le sinergie con le altre società e portare i giocatori del nostro settore giovanile il più presto possibile in prima squadra. A rinforzare la squadra sono arrivati l'opposto portoricano Torres, lo schiacciatore francese Loati, il libero argentino di passaporto spagnolo Danani, il palleggiatore Cottarelli e lo schiacciatore padovano doc Lazzaretto.